era sufficiente arrivare a far pareggio, non a guadagnare, ma però garantire a tutti lo stipendio, garantire a tutti una vita decorosa. L'obiettivo, che sembrava lontanissimo a inizio anno, è ormai a portata di mano. La Joint Welding di Sedico è un'azienda che ce la sta facendo. In estate è finita al centro delle polemiche per quella mezz'ora giornaliera di lavoro non retribuito chiesta dall'azienda e fornita dagli operai. Una formula contestata duramente dai sindacati, ma che ha consentito di proseguire la produzione senza la perdita di posti di lavoro. Un sacrificio condiviso da tutti i lavoratori. Sono stati tutti coscienti e hanno capito la situazione. Si vede, se c'è lavoro c'è per tutti, se c'è da mangiare per tutti, ma se non ce n'è, non ce n'è, è poco da... A vedere da vicino il luogo dove aziende e operai si mettono insieme per salvarsi reciprocamente è salita anche l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Le regole alle volte si devono riscrivere per come possiamo raggiungere i risultati. Qui si è riscritta la partecipazione dei lavoratori e dell'impresa al sacrificio di tutti, perché quando il momento è difficile non si può solo star lì a dire non possiamo fare niente. Qui si è dimostrato che si può fare qualche cosa e lo dico con forza. Belluno ha una capacità di lavoro, ha dei lavoratori straordinari, l'hanno dimostrato in questa azienda. L'assessore già in estate scrisse a Dalla Rosa ai lavoratori per esprimere il proprio sostegno all'iniziativa della JNV. 31 gli operai al lavoro quest'estate, una quarantina oggi grazie a qualche nuova assunzione per smaltire nuovi ordini. In tempi di crisi l'unica soluzione è resistere con ogni mezzo. Da qui l'appello di Dalla Rosa ai suoi colleghi imprenditori. Teniamo duro, perché se non teniamo duro noi qui va tutto a catafascio. Ancora la gente non ha capito che ci vogliono 30 anni per mettere in piedi un'azienda e non si può lasciarla morire così solo per il gusto di farlo. Cioè, bisogna essere tutti convinti e tenere duro. Speriamo che questo momento passi in fretta e che finisca e che cominci sereno.